Episodi del genere non capitano tutti i giorni, anzi non capitano mai, ma c'è un disagio, e questo mi dà fastidio a me, giovanile di una fascia d'età 13-20 anni, italiani, stranieri, altoatesini o siciliani, che sono non inclini a rispettare le regole. Non voleva pagare il lettino come è previsto da regolamento e dopo una serie di minacce, prima a una giovane addetta, poi al gestore, è stato Baby Touché, il trapper 21enne di Monselice, a spintonare Marco Canova, gestore delle piscine. Il video parla chiarissimo e il trapper, più volte alla ribalta delle cronache giudiziarie, prima per la faida con Simba Larù, poi per una rissa al Pride di Padova nel 2023, ai Daspo già collezionati potrebbe presto aggiungerne un altro. Non potranno più venire perché con la mia denuncia fatta ieri mattina, querela da esposto, denuncia, stanno richiedendo il DASPO urbano perché sono pericolosi quei due soggetti per tutta Monselice. Una contusione e una radiografia in programma per Marco Canova che spiega con amarezza. Avevo un'abrasione, un'abrasione al gomito, un dolore alle costole, mi ha dato 5 giorni in attesa dei raggi. Io sto bene oggi fisicamente, moralmente sono giù di morale perché non tollero che non passa il messaggio che abbiamo un ragazzo convocato in nazionale di nuoto per il secondo anno con 6 titoli italiani, una squadra master che ha vinto il campionato regionale, ma andiamo famosi per queste cose, è brutto.